Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questa primo incontro cosiddetto verticale del Festival Collegamenti, organizzato quest'anno proprio dall'Università di Udine. E a differenza degli incontri orizzontali, in cui i relatori giacciono tutti complanari sulla stessa superficie, negli incontri verticali abbiamo pensato di scegliere un concetto che poi dopo verrà sviluppato in profondità. Io farò una breve introduzione e poi i colleghi, nelle loro discipline, declineranno questo concetto che abbiamo già cominciato a trattare, perché se solo prestiamo un momentino attenzione alle parole che usiamo, verticale, orizzontale, superficie, sono tutti termini che hanno fin da subito a che fare con lo spazio. E quindi il mio ruolo introduttivo, io mi occupo di filosofia del linguaggio, dovrebbe essere quello di fornire un concetto quanto più possibile preciso, icastico, no? Di che cos'è uno spazio. Concetto che poi dopo ciascuno lavora nei propri ambiti. Confesso che dal punto di vista filosofico è estremamente difficile proporre una definizione di spazio. Se ci pensiamo, una qualsiasi definizione prevede il fatto che io ponga dei limiti e se pongo un limite, qualcosa sta dentro questo limite e qualcosa sta fuori. E allora, se si tratta di spazio, ciò che sta fuori dal concetto di spazio è spazio a sua volta? E se sì, di che tipo? Quindi vediamo che già da un punto di vista logico, occuparsi del problema dello spazio è estremamente spinoso. Anzi, direi che la stessa parola concetto crea non poche difficoltà. Concetto, come sappiamo, viene dal latino cum più capere e quindi vuol dire raccogliere, mettere insieme. Ma mettere insieme dove, se non ho uno spazio dove mettere le cose? Quindi diciamo che il problema e la riflessione sullo spazio si accompagna all'intera storia della filosofia. Per iniziare potremmo dire che quindi lo spazio contagia il linguaggio, cioè contagia già le parole attraverso cui noi ne parliamo. Non solo contagia il linguaggio perché il linguaggio ha bisogno di uno spazio, che sia lo spazio digitale di uno schermo, che sia lo spazio fisico di una pagina su cui scriviamo delle parole, ma anche l'aria, no? Che è questo mezzo attraverso cui si propagano le parole che sto dicendo per arrivare ai vostri padiglioni auricolari. E quindi la difficoltà di parlare di spazio in filosofia ha fatto sì che ci siano stati notevolissimi e diversi approcci allo spazio. Per cominciare possiamo dire che c'è uno spazio fuori di me, lo spazio fisico. È uno spazio infinito, infinitamente divisibile, calcolabile. È lo spazio di cui si occupano le matematiche, le scienze, la fisica in particolare. In questo spazio hanno proposto le loro prime avventure autori che hanno dato, diciamo così, una sorta di coordinata di fondo di questo tema. Per esempio Galileo e Cartesio, che hanno reso lo spazio infinitamente divisibile e calcolabile. Cartesio considera lo spazio come una res extensa, cioè quindi come una materia che può estendersi e essere calcolata all'infinito, fino alle stelle, oltre, fino ai limiti dell'universo. Ma c'è anche uno spazio interiore, quello spazio importantissimo per ciascuno di noi, in cui ciascuno di noi si ripiega quando deve parlare con se stesso, quando deve riflettere con sé, quello spazio che è il protagonista, per esempio, delle confessioni di Sant'Agostino. In questo spazio ci stanno le cose per noi più preziose, anche se non è uno spazio molto esteso, ed è uno spazio nel quale facciamo fatica
facciamo fatica a far entrare gli altri e quando lo fanno devono imparare a muoversi con molta, molta cautela. E poi c'è ancora un terzo spazio, quello spazio che un geografo del Settecento definisce spazio trascendentale. Sì, sto parlando proprio di Kant e lo definisco un geografo non per caso, perché Kant ha dedicato 49 corsi di insegnamento nella sua vita alla geografia. E quindi la sua riflessione per lo spazio passa certamente anche da lì. Allora Kant è il primo a pensare che lo spazio non sia una cosa, non sia oggettivabile, non stia da qualche parte, ma sia proprio una condizione di possibilità della mia percezione della realtà esterna. Questo è il senso della parola trascendentale. Non sta da nessuna parte, è il modo in cui io mi rapporto al mondo e di conseguenza il modo in cui il mondo mi appare. Anche qui, vedete, c'è un termine profondamente umano che riguarda lo spazio. Lo spazio degli umani è solo e semplicemente degli umani. Gli animali hanno un altro spazio. Dio ha un altro spazio. Ecco quindi che però poi possiamo arrivare a una quarta e ultima forma di spazio in questa brevissima introduzione. Ed è lo spazio immateriale. No? Lo spazio immateriale che è quello che scopre, costruisce, inventa la rivoluzione informatica, che sicuramente sta avendo un impatto sempre più forte, sempre più profondo nelle nostre vite. Questo spazio immateriale è uno spazio comunque nel quale possiamo entrare in relazione con gli altri e entrare in relazione con le cose. Credo che siamo la prima generazione della storia dell'uomo che può tranquillamente parlare con la propria lavatrice senza per forza dover avere dei problemi psichiatrici. E quindi c'è un aspetto però ancora più interessante di questa nuova forma di spazio con cui abbiamo a che fare, che è lo spazio digitale, che questo spazio pian piano sta diventando un ambiente. Che cosa significa? Significa che è un ambiente nel quale noi facciamo delle esperienze di vita, delle esperienze piene, delle esperienze esistenziali, che sia lavorare, che sia cercare la fidanzata. È uno spazio quindi che l'uomo ha costruito e che poi adesso abita. Un'operazione che ha imparato a fare fin dalla sua comparsa come Homo sapiens su questo pianeta attraverso l'altra grande tema che oggi non abbiamo tempo di trattare, che è quello dell'architettura, cioè della capacità di trasformare uno spazio naturale in uno spazio abitabile, uno spazio in cui gli umani possono stare. Ecco quindi che noi in questo pomeriggio proveremo a fare questo percorso e non mi resta che presentarvi quelle che saranno le 3 guide che appunto vi aiuteranno ad attraversare questo spazio. Il primo, che sarà lo spazio fisico, lo attraverseremo con Marina Kobal, professore ordinario di fisica all'Università di Udine, la cui ricerca si svolge prevalentemente nell'ambito della fisica sperimentale delle particelle elementari, campo nel quale ha contribuito a importantissime scoperte, lavorando anche con numerosi istituti internazionali prestigiosissimi come il CERN, tanto per citarne uno. Poi passeremo ad attraversare lo spazio geografico con Andrea Guaran, che è professore associato di geografia, che si occupa dei temi del territorio e del paesaggio in relazione proprio con il loro portato educativo. Educativo si intende anche nella loro capacità di veicolare dei valori di cittadinanza, di umanità. Infine proveremo ad esplorare lo spazio informatico, quello che ho definito spazio immateriale, con Pierluca Montessoro, che è professore ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni all'Università di Udine, e la sua ricerca è orientata alle reti dei calcolatori, alla cyber security e ai sistemi distribuiti. Ma ora direi che è venuto proprio il momento di lasciare spazio alla nostra prima relatrice. Grazie.
Come è stato detto, io mi occupo di una fisica molto particolare, che è la fisica delle particelle, ovvero quello che viene definito normalmente l'infinitamente piccolo, ma oggi vi parlerò di qualcosa di diverso, che mi appassiona, in parallelo alla passione per le particelle, ed ha anche delle informazioni complementari a quello che faccio io per capire di cosa è fatto l'universo e dove andrà. Quindi è sempre, diciamo, fisica legata alla cosiddetta conoscenza fondamentale. Sarà quindi un viaggio ai confini dello spazio e del tempo, e vi spiegherò perché, attraverso qualche immagine, perché in 20 minuti ovviamente non posso raccontarvi troppi dettagli e forse non sarebbe nemmeno il caso, di questo nuovo esperimento che si chiama Telescopio spaziale James Webb, che forse qualcuno di voi ha sentito nominare. Allora, intanto, per capire che cosa succede nello spazio, noi utilizziamo i segnali che invia la materia nello spazio, che siano stelle, pianeti, nebulose, gas. Tutti questi emettono radiazione e lo spettro elettromagnetico, che conoscete, molti di voi conosceranno, è diviso in bande, come sapete, con una lunghezza d'onda che può andare dal cosiddetto ultravioletto, la luce molto energetica, alle onde radio, passando per la luce visibile, che è l'unica che riusciamo a vedere con i nostri occhi, all'infrarosso, una luce meno energetica, e poi le onde radio, eccetera. Vi ho messo anche le sorgenti che producono eventualmente questo tipo di radiazione nelle bande accennate, con le dimensioni anche della lunghezza d'onda, ricordandovi che più la lunghezza d'onda è piccola e più la luce, diciamo, la radiazione elettromagnetica è energetica. Quello che succede è che appunto tutti questi segnali dovuti alla radiazione emessa dai corpi celesti, ma anche dallo spazio intergalattico, se arrivassero a terra senza nessuno schermo ci ucciderebbero, perché il nostro corpo non è fatto per sopportare tutta questa radiazione. Fortunatamente la Terra è protetta da un'atmosfera, e attraverso l'atmosfera, come vedete qui viene presentata la trasmissione in percentuale al variare della lunghezza d'onda. L'unica cosa importante che vi può interessare è che a Terra arriva essenzialmente la luce a una lunghezza d'onda che è quella dello spettro visibile e un po' di infrarosso, poco ultravioletto. Quindi quello che possiamo vedere a terra con i famosi grandi telescopi a terra come quello di Arecibo a Porto Rico è la luce visibile. E sono state fatte anche tante belle osservazioni e studi guardando la luce visibile emessa dalle stelle, dalle galassie, eccetera, eccetera. Nell'infrarosso c'è qualche banda piccola in cui la luce arriva a terra, ma la maggior parte è schermata. È lo stesso per l'ultravioletto. Quindi il modo migliore per andare a studiare i segnali che non sono fatti di luce visibile, ma sono appunto, per esempio, nell'infrarosso, è quello di utilizzare un telescopio, un qualcosa che è capace di andare oltre la nostra atmosfera. In particolare è interessante studiare la banda elettromagnetica nell'infrarosso. Può essere il cosiddetto vicino infrarosso, molto vicino alla luce visibile, perché diciamo, è quello che è emesso da molecole e atomi a alte energie, oppure da sistemi di protostelle in formazione, ma anche da pianeti al di fuori del nostro sistema solare, vicino alle proprie stelle. Il cosiddetto medio infrarosso è la luce visibile invece che è prodotta dalle stelle e galassie molto distanti, da molecole a basse energie, da stelle molto giovani in formazione, oppure anche da pianeti al di fuori del nostro sistema solare che sono distanti dalle stelle. E come dicevo, per poter vedere questa luce infrarosso è meglio mettere un telescopio non a terra ma nello spazio. Un telescopio di cui tutti avete sentito parlare per i risultati bellissimi che ha ottenuto, il telescopio spaziale Hubble, che è in funzione dal 1990 su un'orbita bassa, a circa 500 km dalla superficie terrestre, e ha le dimensioni di una specie di autobus, ruota su se stesso, è capace di puntare una sorgente di radiazione e rimanere fisso in quella posizione per lungo tempo, e può leggere radiazione sia nel vicino ultravioletto che nel visibile che nel vicino infrarosso. Ha dato dei risultati fondamentali perché ci ha permesso di determinare la costante di Hubble, che prende il nome appunto dello scienziato Hubble, che ci dà una misura dell'espansione dell'universo, e quindi di conseguenza ci ha permesso anche di dare una stima dell'età dell'universo con una precisione molto maggiore di quanto fatta prima.
e ha permesso anche di scoprire che al centro di quasi ogni galassia ci sono degli enormi buchi neri, molto massicci, e diciamo, ha fatto tante altre scoperte. Non è attualmente il telescopio migliore, c'è da dire che quando è stato messo in orbita all'inizio il sistema ottico non funzionava bene, ma era stato costruito in modo tale da poter essere riparato nello spazio. All'epoca c'erano le missioni Challenger che andavano appunto a fare questo tipo di operazioni tecniche e grazie a 5 missioni Challenger, con lo shuttle essenzialmente, sono riusciti a riparare la macchina che poi è riuscita nel 1993 a prendere foto con una risoluzione molto migliore. E ha preso foto come quelle che vedete, meravigliose, di galassie e nebulose. Attualmente abbiamo un altro telescopio molto più avanzato, specializzato nell'infrarosso, che è il telescopio James Webb. Il nome James Webb è molto particolare per un telescopio perché di solito prendono un nome, quasi tutti gli apparati scientifici e i grandi laboratori prendono un nome da scienziati. Questo è l'unico apparato scientifico che non prende il nome da uno scienziato. James Webb era un grande manager della NASA, è quello che ha guidato le missioni Apollo per la scoperta, diciamo, non la scoperta, ma il primo passo sulla Luna. È stato chiesto alla NASA di rispettare la tradizione e dargli un nome di uno scienziato, ma la NASA ha fatto proprio muro su questo e ha voluto intitolare il telescopio a James Webb. Il telescopio è in orbita dal 2022, è stato lanciato nel 25 dicembre del 2021, ha una caratteristica molto particolare, molto più grande di Hubble. Il telescopio di Hubble ha uno specchio che ha un diametro di 2,6 metri, il James Webb ha uno specchio molto più grande per raccogliere la radiazione elettromagnetica, è quel grande specchio che vedete che ha un diametro di 6,4 metri ed è fatto da 18 piccoli specchi, questi oggetti poligonali, di berillio, su cui è stesa una piccola lamina d'oro e poi uno strato di vetro sottile per proteggerlo dai graffi. C'è uno specchio secondario su cui la luce viene convogliata e poi va nella parte di elaborazione e raccolta delle immagini, e poi uno schermo solare, che sono 5 strati fatti di Kapton, un materiale particolare che evita che tutta l'elettronica e tutte le macchine fotografiche, spettrometri che fanno parte di questo apparato meraviglioso si riscaldino troppo. C'è anche un sistema di raffreddamento perché tutto il sistema deve funzionare sotto i 50 gradi Kelvin, quindi a meno 270 gradi Celsius. È un'opera della NASA, dell'ESA e anche della società aerospaziale canadese. Il lancio è stato fatto, come dicevo, il 25 dicembre del 2021 con un razzo Ariane che ha portato questo oggetto nello spazio in un'orbita molto più lontana di quella di Hubble. Adesso sta orbitando a 1.500.000 km dalla Terra. Ricordatevi che un anno luce vuol dire 9.400 miliardi di chilometri, perché d'ora in avanti nominerò spesso l'anno luce. L'orbita è molto particolare. È un'orbita intorno al cosiddetto punto L2 di Lagrange, che permette a questo telescopio, come vedete dalla figura, ruota intorno a questo punto L2, permette di rimanere sempre sullo stesso asse Terra-Sole e quindi non viene riscaldato troppo dal Sole perché c'è sempre la Terra in mezzo. Ed è in orbita, come dicevo, appunto dal 2022. Sopra questo telescopio, oltre al grande specchio, allo specchio di raccolta, ci sono macchine fotografiche, diciamo così, spettrografi, e gli spettrografi dividono la luce in tutti i colori per analizzare ogni singola lunghezza d'onda ed ci sono altri strumenti che si chiamano coronografi che praticamente fermano la luce violenta delle stelle per poter vedere eventuali pianeti in orbita intorno alle stelle che sono meno luminosi. Quindi ci si concentra, si punta a uno di questi esopianeti e si riesce a vederlo, vedremo tra poco come. Una parte dell'attrezzatura è tutta dedicata al cosiddetto near infrared, cioè il cosiddetto infrarosso vicino, l'altra al medio infrarosso, come vi dicevo prima. È importante l'infrarosso anche perché le galassie, molte delle galassie lontane, sapete che si muovono in un universo in espansione, un'espansione che riteniamo accelerata oggigiorno, e in questo modo, muovendosi, producono radiazione che cambia di lunghezza d'onda, diventa sempre più debole, diventa un infrarosso con una lunghezza d'onda sempre più grande, il cosiddetto redshift,
e questo telescopio è anche ottimizzato per poter vedere queste galassie in allontanamento, che sono super importanti. Perché sono super importanti? Perché alla fine in astrofisica vedere un oggetto lontano vuol dire andare indietro nel tempo. Quando voi guardate il Sole, non lo guardate, ma diciamo con gli occhialini, quando guardate il Sole lo vedete come era 8 minuti prima. Una stella che è lontana 4,6 miliardi di anni luce, la vedete come era 4,6 miliardi di anni fa. Questa stella probabilmente non esiste nemmeno più. Andare indietro nello spazio e andare indietro nel tempo. E questi sono i primi risultati di questo Webb Telescope. Qua vedete una foto della grande nube di Magellano, che è una galassia satellite della Via Lattea, a una distanza di 157.000 anni luce. La foto a sinistra era presa da il primo telescopio infrarosso importante che è stato mandato in orbita, che era Spitzer, e vedete Webb che fotografa esattamente la stessa porzione di cielo, che risoluzione magnifica che ha in confronto al vecchio telescopio. Questa è stata le prime foto che sono state fatte vedere. Che cosa può fare Webb? Allora, può andare a vedere mondi alieni, voglio dire mondi al di fuori, pianeti al di fuori del Sistema Solare, può capire e studiare la vita delle stelle, nascita e morte di una stella insieme alla sua evoluzione, può studiare il moto delle galassie e l'evoluzione delle galassie, e infine può anche risalire al cosiddetto universo primordiale. Andando a vedere oggetti lontani quasi quanto l'età dell'universo, riesce a capire che cosa è successo proprio all'inizio. Allora, come si individua un pianeta nuovo al di fuori del nostro sistema solare? Essenzialmente, questa è la parte mondi alieni, essenzialmente quello che si fa è di andare a vedere la luce, la radiazione elettromagnetica emessa da una stella, e se c'è un pianeta che passa davanti a questa stella perché è in rotazione, in orbita intorno a questa stella, la luce della stella, come vedrete, avrà dei drop, si chiamano, cioè diminuirà per poi riaumentare quando il pianeta si è tolto di torno dal telescopio alla stella. Quindi quando il pianeta passa davanti, la luce della stella diminuisce, quando il pianeta si sposta nella sua orbita, la luce torna di nuovo al valore iniziale. Quindi vedendo queste variazioni della luminosità di questa stella si riesce a capire che ci sono appunto degli esopianeti eventualmente. Questo in particolare è stato il primo esopianeta individuato da Webb, che si chiama WASP, orbita con un periodo di 3,5 giorni intorno a una stella che ha circa 1120 anni luce dalla Terra, nella costellazione della Fenice. Non è l'unico esopianeta, conosciamo 4.000 esopianeti circa. E addirittura, andando a vedere quale lunghezza d'onda della radiazione infrarossa passa, si è riusciti anche a capire che atmosfera c'è su questo pianeta. Quindi questo vi dice la presenza di acqua, per esempio, che è in diversi esopianeti. Qualche anno fa si diceva se troveremo l'acqua troveremo la vita, non è detto, l'acqua l'hanno trovata. E passiamo ad andare sempre più lontano. Queste sono immagini meravigliose, sono quelle che forse avete visto anche dai giornali, della nebulosa Carina, che è nella galassia di Carina, a nord-ovest di questa galassia, che è distante 7600 anni luce da noi. E qui vedete degli ingrandimenti di un tratto. Che cos'è questa nebulosa Carina? È una zona di formazione stellare, la zona di formazione stellare più importante che conosciamo attualmente. Qui si formano le stelle giovani. Quando le stelle giovani sono in formazione emettono getti di gas e spingono tutte le polveri che fanno parte del mezzo interstellare, quello che c'è, diciamo, nell'universo in mezzo alle galassie, che fa polvere, plasma, eccetera, le spingono tutto ai bordi. Come vedete c'è questo ammassamento dei bordi. Questi bordi, così, che diventano sempre più densi, diventano di nuovo una culla per nuove stelle. Qui vedete qualche dettaglio, visto anche con diverse macchine dello stesso James Webb Telescope. Questa è quella a infrarossi vicini e questa è infrarossi vicini più quella a medio infrarosso. Quindi riusciamo anche a capire e studiare la formazione delle stelle. Ecco, e qui è una zona della nebulosa di Carina famosissima, che si chiama Cosmic Cliff, la scogliera cosmica, perché ci sono appunto questi sbuffi di materia stellare e polveri molto dense che si sono raccolte per via di questa attività delle giovani stelle, in cui si formeranno di nuovo nuove stelle.
E queste sono stelle appena nate. In questa nebulosa sono state trovate 24 stelle appena nate che si stanno formando. E questa è la polvere cosmica che è spinta dalla radiazione, che viene appunto da queste stelle che invece sono già formate ed emettono questi getti appunto di gas e polvere. Possiamo vedere anche la morte di una stella con questo bellissimo telescopio. Questa è una stella molto famosa che in realtà è una coppia di stelle, si chiama Anello del Sud, South Ring, è distante 2500 anni luce da noi. Questo oggetto è largo mezzo anno luce. E qui vedete la foto con la telecamera a infrarosso vicino, in cui si vede diciamo, la stella che è morta è diventata una nana bianca. In realtà se uno va a vedere con la telecamera a medio infrarosso, vede chiaramente che in realtà c'è una coppia di stelle. La nana bianca era con una gemella, di cui è rimasta una parte diciamo, completamente morta, che è questa rossa, che probabilmente era diventata una supernova, esplosa e ha formato questa nebulosa tutto intorno. Quindi nascita di una stella, morte di una stella e morte anche della pila, credo, non riesco a girare. Potete girare voi? Ecco. Ci sono anche degli eventi che sono molto più violenti, l'universo è violentissimo. Qui abbiamo scontro di galassie in un ambiente che è proprio diciamo, un incubatore di grandi eventi catastrofici galattici. Questo è il cosiddetto quintetto di Stefan, che si trova a 290 milioni di anni luce. E nel quintetto di Stefan ci sono 4 galassie, un pochino più vicine, una un pochino più lontana e più vicina a noi. La foto che era stata realizzata nel 1999 dai telescopi dell'epoca è questa, adesso le vediamo così, e se andiamo a vedere in dettaglio possiamo vedere che la galassia più in alto si sta scontrando con questa galassia centrale. Potete vedere il cosiddetto shock bow, cioè un'onda d'urto di gas, perché i materiali delle due galassie cominciano a fondersi. E, tra parentesi, questo è quello che potrebbe succedere anche alla nostra galassia con la galassia di Andromeda in qualche miliardo di anni, quindi non ci dobbiamo preoccupare troppo. E qui vedete appunto questi scheletri gassosi che sono dovuti allo scontro di queste galassie che si attraggono gravitazionalmente. La galassia in alto che vi ho fatto prima viaggia a una velocità di 800 km al secondo circa, e in questa galassia grande in alto si è formato anche un gigantesco buco nero, un buco nero che ha una massa che è 24.000 volte la massa del Sole e produce una luminosità perché intorno al buco nero viene risucchiato tutto, la luce, la materia, eccetera, e quindi tutto è accelerato ed emette ancora più radiazione, è 40 milioni di volte più luminoso del Sole. Una tipica foto che conosciamo, perché per prima l'ha fatta Hubble, è il cosiddetto Deep Space Picture. Si prende una piccola porzione dello spazio e si va a vedere in profondità che cosa c'è. Quindi questo è tutto quello che si vede sovrapposto in una piccola regione appunto del cielo, vista in lunghezza e in profondità. Questo è quello che vedeva Hubble, questo è quello che vede James Webb con tutti i suoi strumenti messi insieme. Questa è la costellazione del pesce volante, che è la parte di Deep Space che è stata studiata, distante 4,6 miliardi di anni luce da noi. Sono circa un numero spaventoso, diciamo, stiamo andando quasi a metà della vita, delle dimensioni del nostro universo. E qua potete vedere una galassia che è a 13,1 miliardi di anni luce. Ora, l'età dell'universo, sapete quant'è? Hubble ci ha permesso di dire che pensiamo che sia 13,7 miliardi di anni luce. Quindi questa è veramente una cosa lontanissima, probabilmente non esiste nemmeno più, ma noi la vediamo. Questa zona si chiama SMAC. Che cos'altro possiamo fare con questo telescopio? Vado veloce, possiamo anche guardare meglio il sistema solare, che pensiamo di conoscere già benissimo. James Webb ha fotografato aurore e foschie, lune e anelli di Giove. Qua vedete le due lune, Amaltea, Drastea, diciamo riprese benissimo, e vedete le aurore nella parte nord e sud di Giove con la foschia nel mezzo. La distanza di Giove rispetto a tutto quello che vi ho fatto vedere prima è trascurabile 843 milioni di chilometri solamente, e possiamo studiare anche Nettuno.
James Webb ha permesso di vedere anche gli anelli più deboli di Nettuno, che non erano ben visibili con gli altri apparati. Nettuno è a 4,5 miliardi di chilometri, questo è quello che vedeva Hubble, che vedeva la visibile, quindi in Nettuno c'è molto metano e vedete blu, perché era visto con la luce visibile. James Webb vede l'infrarosso e quindi Nettuno appare bianco, con tutti i suoi anelli, però guardate che risoluzione migliore. Non solo, riesce a vedere anche gli anelli dei satelliti intorno a Nettuno, e qui vedete, qua c'è una figura di diffrazione molto grande, ma questa sorgente luminosa qui è la luna Triton di Nettuno, Tritone. Anche questa, diciamo, si vedeva pochissimo e malissimo. Finisco questa carrellata ovviamente solamente parziale e spero di avervi incuriosito come questi risultati hanno incuriosito e stanno incuriosendo me, a parte, diciamo, il valore scientifico dei dati che ci daranno risposte, per esempio anche sulla materia oscura. Unita agli esperimenti che facciamo agli acceleratori sapremo perché le galassie si comportano in un modo che non è quello che penseremmo. E però il messaggio che voglio anche darvi è lo stesso, diciamo, che ho tratto io quando da più giovane, diciamo, non giovane perché dell'82, ho visto uno dei più bei film, secondo me, Blade Runner, lo riconoscete tutti. Questo è il replicante Roy Batty, io me lo sono visto 750 volte, e questo è il famoso monologo. È bellissimo questo perché? Perché è il momento in cui il replicante mostra di essere umano in qualche modo. È umano perché? Perché unisce la visione e il fatto di aver fatto delle esperienze immaginifiche, come cerchiamo sempre di fare noi umani, con i mezzi che abbiamo, andiamo a vedere lo spazio, andiamo a costruire acceleratori, spacchiamo gli atomi, eccetera, ma anche l'enorme fragilità. Se vi ho parlato di milioni di miliardi di anni luce, vi ho parlato di oggetti che vediamo e che probabilmente non ci sono più. Cioè, immaginatevi cosa siamo noi in questo universo in cui, se ci va bene, campiamo 80 anni, se ci va bene. E quindi il messaggio è questo, diciamo, la scienza non è solamente numeri, formule, è qualcosa di freddo, so che qualcuno magari la fisica la odia. La scienza è anche essere messi di fronte a queste cose, a queste considerazioni che ci danno anche la nostra dimensione, piccola, fragilissima, ma anche enorme, di uomini e della nostra umanità. Va bene? Quindi finisco qua perché ho già... Bene, buon pomeriggio a tutti e tutte. Io mi siederò perché ho anche qualche citazione che devo leggere, se no è difficile la gestione. Volerò molto più basso, altri non volerò affatto. Scenderò dai mondi alieni, anche se forse è alieno anche il nostro mondo, perché forse non lo conosciamo così tanto, perché se ha questi problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno, è forse anche per il fatto che forse non abbiamo posto molta attenzione, che non poniamo molta attenzione al mondo che ci appartiene, forse lo deprediamo troppo, l'abbiamo depredato troppo, per cui varrebbe la pena anche riflettere su questo aspetto. Sono un geografo e chiaramente mi interesso di geografia, e la geografia è scienza spaziale e scienza di relazioni. Questi saranno i due termini un po' che porteremo avanti in questo percorso. Anche perché la vita di ognuno di noi ovviamente ha a che vedere con lo spazio, anche se dal punto di vista geografico diciamo che di rado la parola spazio emerge così da sola, più facilmente invece è o seguita da un aggettivo, spazio urbano, spazio agricolo, spazio turistico, eccetera, oppure la leggiamo come un aggettivo, nel senso dimensioni spaziali, diffusione spaziale, fenomeni spaziali. Difficilmente invece, o in maniera meno diffusa, noi troviamo singolarmente il termine spazio. Anche perché bisogna tenere presente che lo spazio può essere individuato o può essere considerato come un medium, dice una pedagogista milanese, Monica Amadini, attraverso cui l'uomo si colloca nel mondo, un medium attraverso cui l'uomo si colloca nel mondo. E allora teniamo presente, ad esempio, che noi parliamo di spazio assoluto, che è quello geometrico, quello misurabile, quello riferito alle coordinate, latitudine, longitudine, altitudine, ma parliamo di uno spazio anche di tipo relativo, definito anche spazio strutturale, in base appunto al sistema di relazioni, alle reti. Pensiamo a tutto ciò, come noi valutiamo lo spazio come
spazio-tempo, spazio-costo. Spessissimo noi utilizziamo per definire i nostri spostamenti o le nostre distanze, pensiamo al concetto di distanza, utilizzando il tempo, non lo spazio. Noi non parliamo di quanti metri dobbiamo percorrere, ma forse quanti minuti ci servono per raggiungere la meta o quante ore, giusto? In base ovviamente anche al tipo di mezzo di trasporto che andiamo ad utilizzare. E poi c'è uno spazio che è quello su cui mi interessa parlare di più oggi, che è lo spazio cosiddetto relazionale, non relativo, non strutturale, ma relazionale, perché introduce la dimensione affettiva, introduce la dimensione emotiva, cioè ci riporta alle esperienze quotidiane. Partiamo da questo spazio fisico, geometrico, misurabile del velario che ci ospita oggi. Capite bene che qui io vedo alcuni volti di studenti che ho già conosciuto, che hanno avuto un'esperienza con questo spazio, magari lo frequentano quotidianamente, si siedono in quella panchina in attesa dell'esame, per cui capite che associano a questo spazio ovviamente una serie di esperienze che effettivamente sono importanti per loro. Diverso sarà la mia esperienza o l'esperienza di tanti altri docenti che vengono qui per esercitare insomma, la loro professione, o chi qua dentro è entrato per la prima volta oggi per seguire questo incontro o in queste giornate. Sicuramente l'esperienza è diversa e questa esperienza naturalmente ci condiziona, ci guida, ci determina. Torniamo, poi ci ritorneremo. La geografia, diciamo scienza di relazioni, studia sì lo spazio terrestre, ma effettivamente già lo spazio geografico è una forma di astrazione, di formalizzazione. Cioè se voi pensate, i geografi, ma anche ciascuno di noi, in base al rapporto che ha con i diversi spazi che frequenta, si costruisce il suo spazio geografico. E quello che noi ritroviamo o leggiamo nei testi, nei manuali, nella letteratura geografica, è comunque filtrata dalla lettura dello spazio terrestre che hanno fatto i diversi geografi. E questo dovrebbe già farci comprendere l'importanza anche dell'aspetto appunto esperienziale. E infatti un geografo francese, André Dauphin, sosteneva alla fine degli anni '80 la costruzione di uno spazio geografico è sempre un atto di astrazione effettuato dal geografo che vuole comprendere, spiegare e modificare lo spazio terrestre. Allora io lo costruisco, lo spazio terrestre me lo costruisco, me lo rappresento perché voglio poi comprenderlo meglio e sul quale magari vorrei anche intervenire sotto forma o di elaborazione teorica o sotto forma anche di indirizzi progettuali, ad esempio, di progettualità relativamente allo spazio. Questo perché c'è stata tutta una geografia che è partita già all'inizio del Novecento, ma soprattutto in maniera molto più forte negli anni 70 del secolo scorso, che va sotto la definizione di geografia umanistica o geografia comportamentale, geografia della percezione anche a seconda delle sfumature, che proprio si è interessata alla geografia vista attraverso gli occhi, meglio ancora attraverso la mente delle persone. Associare dunque l'aspetto delle geografie personali alla geografia con la G maiuscola che normalmente si era affrontata nei decenni precedenti, nel periodo positivista, nel periodo anche successivo possibilista, in cui si studiavano i fenomeni geografici, ma si trascurava un po' quello che era la presenza dell'uomo e come l'uomo si relaziona con la geografia stessa. Infatti comincia a prendere piede negli anni 70, merito la figura di un grandissimo sino statunitense, Yi-Fu Tuan, il discorso di luogo. Il luogo, infatti lui scrive un testo, Space and Place, e dice il luogo insiste sullo spazio ma è un modo diverso, è un modo appunto di relazionarsi dal punto di vista esperienziale, affettivo, che significa attribuire valori agli spazi che si frequentano, in cui prende forza anche l'idea dell'immaginazione. Ecco allora che nasce anche l'attenzione
a ciò che è l'immagine mentale, la nostra capacità di rappresentarci gli spazi mentalmente. Noi spesso ci muoviamo, ci spostiamo, ci relazioniamo con lo spazio in base alle rappresentazioni che abbiamo. E queste rappresentazioni significa che fanno tesoro attraverso la memoria dell'esperienza vissuta, ci aggiungono anche l'immaginazione, eventualmente se vogliono proiettarsi anche in avanti e dunque se vogliono elaborare magari organizzazioni spaziali diverse, e questo ci influisce, ci condiziona, per cui fa sì che la geografia che noi pensiamo e che studiamo sui nostri testi in realtà dovrebbe essere maggiormente veicolata, a mio parere, considerando le geografie personali di ciascuno di noi. E siccome il tempo corre rapidamente, ecco allora che tra quegli spazi aggettivati, dicevamo prima spazio urbano, spazio turistico, spazio agrario, eccetera, quello su cui mi sto soffermando è lo spazio vissuto, che non è solo lo spazio di vita. Lo spazio di vita sono i luoghi in cui noi esercitiamo le nostre esperienze. Lo spazio vissuto significa che a questi luoghi noi associamo poi anche l'aspetto appunto affettivo, cioè c'è l'elemento aggiuntivo che è l'aspetto affettivo. E l'autore principale che ha introdotto appunto il concetto di spazio vissuto, Armand Frémont, negli anni '80 ci dice infatti gli uomini si comportano come attori geografici e interagiscono con il substrato fisico in base alla rappresentazione personale che essi hanno dello spazio. Non a caso introduce anche il concetto di geografia sensibile. E la sensibilità è anche la capacità di accogliere gli altri nel nostro spazio interiore, di cui parlava prima chi ci ha introdotto, il professor Cantone. E ecco allora, dobbiamo tenere presente che lo spazio vissuto dipende sicuramente dall'età, non è sempre identico. Noi cresciamo, abbiamo uno sviluppo della nostra vita e i medesimi spazi li percepiamo e viviamo esperienze diverse, facciamo memoria di queste esperienze e conseguentemente ce li rappresentiamo anche diversamente man mano che la nostra vita procede. E dunque tutta una serie di studi per capire come i giovani, gli anziani, gli uomini, le donne, i locali o i turisti, le persone che hanno sempre vissuto in quel luogo o chi è arrivato da poco, si rapportano con lo spazio stesso. Con i loro spazi vissuti. Teniamo presente che lo spazio vissuto non è solo quello dove uno abitualmente risiede. Anche questo è uno spazio vissuto per noi oggi, anche per chi lo sta vivendo solo transitoriamente, ma che dopo porta con sé naturalmente, a cui associa una serie di esperienze vissute in questo ambito. Per cui capite come questo sia importante ragionare anche da questo punto di vista. E un'ultima cosa prima di passare a qualche immagine, che non sono chiaramente meravigliose come precedenti, ma sono alcuni esempi che ho in qualche modo preso. Infatti ringrazio i diversi tesisti che non sanno neanche che io ho preso le loro immagini oggi, ma che mi servono appunto per capire come si può lavorare poi sullo spazio vissuto. Dicevamo, forse mi sono perso nel frattempo parlando delle immagini, allora partiamo con la prima. Parlando di spazio vissuto, io cerco di, rapidamente in questi pochi minuti che mi mancano, di fare un percorso che dallo spazio vissuto dei bambini, le geografie dei bambini, lo spazio vissuto che ha una valenza educativa molto forte, arriviamo al concetto di cittadinanza, addirittura al concetto di cittadinanza universale. Cerco di fare in 5 minuti, non so quanto tempo abbia ancora, questo breve percorso. E attraverso anche queste immagini. Qui sono delle esperienze, delle rappresentazioni, figlie naturalmente delle esperienze che i bambini in questo caso hanno avuto in diversi luoghi e hanno provato a rappresentarle. In questo caso, nel caso a destra, vedete collocando una serie di elementi affettivamente importanti su una base cartografica
effettiva, giusto? Per cui mettendo insieme quello che è la cartografia ufficiale, la dimensione della cartografia ufficiale, con invece la dimensione legata all'esperienza e alle rappresentazioni mentali. In questo caso invece abbiamo costruito non una carta, ma abbiamo costruito una pseudocarta, va bene, che non ha non rispetta dei canoni metrici, naturalmente, come la cartografia, ma che raccoglie quelle che sono le esperienze di questi bambini della scuola primaria di Riva ed Arcano, che hanno individuato i luoghi che per loro sono importanti, su cui varrebbe la pena lavorare e varrebbe la pena, secondo loro, forse valorizzare anche nel loro territorio. Ecco allora che lo spazio dei bambini diventa importante, e guardiamo qualche altra immagine, questo invece con una costruzione tridimensionale attraverso un plastico. I bambini rappresentano ciò che ricordano, ciò che hanno in mente, ciò che li lega maggiormente alle loro diverse esperienze vissute nel contesto appunto del territorio in cui risiedono e in cui si recano anche a scuola. Questo è invece un lungo processo fatto con i giovani a Manzano, che hanno raccolto in questa pseudomappa tutti i luoghi, suddividendoli tra i luoghi considerati positivi, dunque con un colore, e i luoghi negativi o i luoghi neutri del loro territorio. Cioè dimostrando, come dice il professor Molinari dell'Università Cattolica di Milano, che esplorare e conoscere il territorio e sviluppare idee e progetti sui luoghi della propria vita a partire dall'aula scolastica, dal cortile, dal giardino, dal quartiere, diventano un primo segno della capacità del bambino di abitare attivamente e consapevolmente, di avere una propria collocazione nel mondo e nel tempo, nello spazio e nel tempo, e di prendersi cura e di interagire con lo spazio sociale. Ecco allora che riusciamo attraverso queste parole di Paolo Molinari a capire il fatto che esperienze di questo tipo, che ti ancorano maggiormente al tuo territorio, ma non sono esperienze che poi ti ingabbiano nel locale, ma ti permettono di acquisire una capacità di rapportarti con lo spazio, con gli spazi di vita e dunque con gli spazi vissuti, e di avere una consapevolezza nei confronti di questi che poi possono essere trasferiti in qualsiasi contesto esperienziale che uno potrà avere nella propria vita. Soprattutto se poi, questa invece è un'esperienza fatta qui con l'università, da altri colleghi, tra cui la collega geografa Nadia Carestiato, cioè di una mappa di comunità intergenerazionale. Qui è stato un lavoro che ha messo insieme studenti delle scuole superiori, studenti universitari, adulti delle università della terza età, che insieme hanno cercato, anche attraverso un processo di condivisione e di negoziazione, di ritrovare quali sono gli elementi di Udine su cui varrebbe la pena porre attenzione. È solo un esempio. Partire da queste esperienze per poi passare dallo spazio scuola, dallo spazio città, spesso queste esperienze sono state fatte negli spazi urbani, allo spazio appunto della partecipazione e per avere una capacità progettuale, cioè per avere la capacità di modificare gli spazi attenti alle trasformazioni, ponendo al centro di tale processo i bambini, i ragazzi, gli adulti e tutti noi, cioè l'importanza di una progettazione partecipata. E ritorno ai ragazzini, ai bambini, che ad esempio, utilizzando invece anche in questo caso un disegno geometricamente abbastanza preciso, dunque criteri metrici, hanno provato a immaginare come vorrebbero il giardino della loro scuola e dunque intervengono già con forme di progettazione partecipata, che è quella che a tutti noi siamo un po' avvezzi da alcuni decenni ormai, che dovrebbero riguardare tutte le attività progettuali anche dei nostri territori, che significa che il decisore politico e il settore tecnico devono comunicare, devono ascoltare le istanze e devono possibilmente anche coinvolgere attivamente, che sarebbe il livello più elevato, che diventa veramente una coprogettazione tra la cittadinanza e i decisori. E
visto che sto arrivando alla fine del mio minutaggio, perché introdurre il discorso della cittadinanza territoriale? Perché credo che esperienze come queste siano esperienze di cittadinanza effettivamente, in cui significa che non solo diventiamo consapevoli del nostro ruolo in relazione agli spazi di vita, ma possiamo diventare anche consapevoli del fatto che possiamo anche dare un contributo attivo, fattivo negli spazi appunto che ci vedono più o meno protagonisti. E perché sembra banale, ma a volte noi siamo molto attenti allo spazio vicino a casa, magari difficilmente vicino a casa andremo a lasciare delle immondizie sul marciapiede. Poi nel momento in cui transitiamo, vero? Perché siamo turisti, andiamo in un posto che sembra non appartenerci, in cui abbiamo una fugace apparizione momentanea, magari siamo anche capaci di avere atteggiamenti diversi, altrimenti non avremmo tutti i problemi che abbiamo, vero? Dell'abbandono, ad esempio, dei rifiuti lungo le strade. Questo significa che ci manca probabilmente anche un senso di cittadinanza che va ben oltre, ovviamente, a una pratica molto egoistica nei luoghi che frequentiamo abitualmente, deve trasferirsi poi in ogni contesto spaziale che ci vede appunto, che ci vede protagonisti. Ecco allora, se posso, vabbè, questi sono altri giardini scolastici, ma questo è un esempio di mappe comunitarie, mappe di comunità derivano dall'esperienza degli anni '80 delle parish map britanniche. Queste le hanno affrontate, portate avanti e utilizzate come uno degli strumenti per progettare il paesaggio in Puglia, cioè sono partiti da processi di costruzione di mappe comunitarie che vedete alcune si calano all'interno di un reticolato di vie, altre magari invece hanno a che vedere più come rappresentazioni molto simboliche, ma sono gli elementi del patrimonio culturale, del patrimonio naturale, del patrimonio memoriale delle persone, dei cittadini coinvolti e che dunque diventano elementi su cui chi va a progettare dovrebbe poi considerarle come valori importanti che devono essere tutelati e che vanno a costituire un patrimonio paesaggistico, in questo caso delle serre salentine. Per concludere, ritorno sempre ai bambini, due esempi partendo dalla propria casa ma arrivando fino al mondo, dunque di capacità di trasferire in maniera transcalare, di passare, la scala è un altro concetto forte della geografia, di passare dal vissuto, dalla propria casa, dal locale localissimo fino all'intero pianeta. Perché? Perché come dice la Carta internazionale sull'educazione geografica, è uscita nel 2016, questo documento dell'Organizzazione internazionale dei geografi, dice: la geografia aiuta le persone a sviluppare il pensiero critico su come abitare il pianeta sia a scala locale che a scala globale, in modo sostenibile e su come agire di conseguenza. La geografia è molto di più del semplice apprendimento di una mole di informazioni e concetti. Il suo obiettivo è quello di individuare i modelli e i processi che aiutano a comprendere i continui cambiamenti in atto sul pianeta. Se noi dobbiamo rapportarci con le emergenze ormai catastrofiche dal cambiamento climatico che poi comporta l'alluvione che hanno vissuto i nostri gli abitanti appunto connazionali dell'Emilia Romagna e tanti altri problemi, desertificazione, deforestazione, eccetera, è frutto anche di un assommarsi di atteggiamenti egoistici di poca attenzione, perché manca, a mio parere, una forte e radicata cittadinanza territoriale che può costruirsi e deve costruirsi partendo dal locale, partendo da una capacità che è anche naturalmente come dire, un impegno non da poco di ritenere che la geografia possa essere affrontata a partire dalla scuola, partendo dalle geografie personali dei bambini stessi. Dunque potremmo costruire in questo modo quelle competenze di cittadinanza
che poi si esercitano a livello locale, ma poi si vanno a confrontare anche con i macro temi valoriali, inclusione, giustizia sociale, sostenibilità, uguaglianza, disuguaglianza, eccetera, che sono necessarie per affrontare i temi della contemporaneità. E grazie. Buonasera a tutte e tutti. Spazio, tempo, bit e altri complotti. Onestamente mi rendo conto che sembra più una suggestione acchiappa-like che un vero titolo. In realtà le tecnologie elettroniche, le tecnologie digitali hanno molte relazioni con lo spazio. Basti pensare alla miniaturizzazione dei componenti. Oggi lavoriamo a dimensioni di gran lunga inferiori al milionesimo di millimetro. Ma quello che vi voglio raccontare stasera è qualcosa di più vicino alla nostra esperienza quotidiana, come l'elettronica e il mondo digitale influisce sulle nostre vite. Il mondo è piccolo, diciamo. Perché il mondo è piccolo? Perché dall'epoca precedente al 1850 circa, gli spostamenti avvenivano a piedi oppure a cavalli o con navi che riuscivano a coprire distanze in tempi relativamente lunghi e quindi percepivano i nostri antenati i luoghi come lontani e quindi come più distanti. Il mondo era grande, ma poi con l'invenzione della macchina a vapore queste distanze si sono accorciate perché l'uomo è stato in grado di raggiungere posti che prima erano irraggiungibili o raggiungibili in tempi molto lunghi, in tempi più brevi, e quindi questi luoghi sembravano più vicini. Si parla di convergenza spazio-temporale perché la nostra percezione dello spazio è legata al tempo che impieghiamo per coprire quelle distanze. E questo processo chiaramente, sappiamo bene, è andato avanti. Abbiamo avuto gli aerei a elica prima, che hanno portato a velocità dell'ordine dei 600 km all'ora, fino ai moderni aerei a reazione a partire circa dagli anni 60. Oltre 1000 km all'ora, che significa che nel giro di pochissime decine di ore noi riusciamo ad arrivare in qualsiasi punto del pianeta, essendo circa 40.000 chilometri la circonferenza della Terra. Bene, cosa c'entra questo con l'elettronica e le tecnologie digitali? In realtà c'entra e come? Perché il passaggio successivo qual è stato? È stato quello del ciberspazio, del cyberspace. Ma prima di parlarvi del cyberspace, voglio lanciarvi subito uno spunto di riflessione e apro una delle tante parentesi che aprirò relativamente a quello che potrei chiamare il lato oscuro della tecnologia. Le tecnologie hanno delle implicazioni profonde, più sono pervasive, più si diffondono e entrano nelle nostre vite e più possono avere delle conseguenze. I trasporti, con l'avvento per esempio delle automobili, è vero che hanno permesso di coprire maggiori distanze in tempi più brevi, ma per esempio in Cina, che era una società fondata su spostamenti con un mezzo altamente sostenibile, la bicicletta, io adoro la bicicletta, adesso fa i conti con città dove l'aria è diventata irrespirabile. Non c'è soltanto l'energia atomica con la bomba atomica ad avere delle implicazioni pericolose. Le tecnologie bisogna conoscere, bisogna guidarle e guidare i decisori, i governi, eccetera, a usarle nel modo migliore. E veniamo adesso all'elettronica e al digitale. Il ciberspazio, a partire dagli anni 90, ha reso il nostro mondo ancora più piccolo perché possiamo raggiungere un qualsiasi punto del pianeta in pochi secondi, raggiungerlo ovviamente virtualmente. E a questo punto introduciamo subito un primo concetto che è profondamente legato all'uso delle tecnologie digitali, cioè la percezione. Perché come lo spazio non si è realmente ridotto, il mondo non è diventato più piccolo, le distanze sono sempre quelle, ma è la nostra percezione del mondo più piccolo. Anche nel mondo digitale noi abbiamo una percezione
dell'essere vicini o del riuscire a ottenere determinate informazioni o determinati servizi, che è dovuta al fatto che stiamo sostituendo, o stiamo affiancando per fortuna, l'esperienza fisica con l'esperienza virtuale. E l'esperienza virtuale ha delle implicazioni di tipo sociale. Gli psicologi, la pedagogia si sta occupando di tutte quelle che sono le implicazioni e le conseguenze dell'adozione delle nuove tecnologie, soprattutto sui più giovani. Ed è un territorio che in parte è ancora inesplorato, non sappiamo ancora dove porterà. Però sicuramente a fianco di enormi vantaggi abbiamo anche enormi temi su cui servono approfondimenti e su cui è necessario fare attenzione. Uno di questi, per esempio, deriva dal fatto che le tecnologie digitali hanno ridotto anche un altro tipo di spazio. Non c'è solo lo spazio in termini di distanze, ma c'è anche lo spazio in termini, diciamo, tridimensionali, di volumi, spazio per contenere. Per contenere che cosa? Per contenere la conoscenza. Le grandi biblioteche, da quando è stata inventata la scrittura e poi successivamente la stampa, la conoscenza è stata immagazzinata in dei depositi del sapere. Ecco, questi grandi depositi del sapere, con le tecnologie digitali, si sono ridotti. Dove i testi sono stati digitalizzati, siamo stati in grado di comprimere quello che era uno spazio immenso in dimensioni microscopiche, tant'è vero che possiamo oggi agevolmente tenere in tasca molta più conoscenza di quanto possiamo sperare di apprendere in tutta la nostra vita. Ma questo passaggio dallo spazio fisico, dalla biblioteca dove la ricerca richiedeva attività fisica, andare a cercare e trovare il libro che mi interessava e trovare le pagine da leggere o da studiare, ecco, la tecnologia digitale ha spostato anche questa esperienza dal fisico al virtuale, per cui oggi noi usiamo il mondo digitale anche per accedere alla conoscenza con tempi molto più rapidi, facendo anche molta meno fatica, devo dire, e utilizzando dei sistemi, i motori di ricerca e le basi di dati, eccetera, che ci agevolano nel orientarci in questa immensa quantità di dati. Ma di nuovo entra in gioco la percezione e qui abbiamo un aspetto delicato legato a come percepiamo il sapere. E questo di nuovo, soprattutto nelle più recenti generazioni, ha delle implicazioni ancora tutte da scoprire, perché il sapere viene sempre più sostituito dal credere di sapere. Il fatto che io possa trovare facilmente l'informazione non significa che io questa informazione la domino, la conosco, l'ho fatta mia o la conoscenza. L'evoluzione ci ha insegnato a imparare per sopravvivere, per difenderci, per crescere, per costruire. Il fatto semplicemente adesso di delegare un sistema digitale a trovare le cose per noi cambia radicalmente il contesto. E questo credo che sia un esempio molto evidente di quali possono essere le implicazioni. Allora, un altro aspetto legato alle tecnologie digitali è che, adesso vi svelo un segreto, non ditelo in giro, la tecnologia non cresce sugli alberi. Ovviamente è banale, ma in realtà noi ci affidiamo alla tecnologia con una naturalezza e spesso senza spirito critico, in modo spregiudicato e molto spesso pericoloso.
Un esempio per tutti, purtroppo abbiamo numerosi incidenti in montagna dovuti a escursionisti che si affidano alle mappe sul cellulare, con tutti i limiti che questa tecnologia comporta, e in ambienti anche non eccessivamente ostili, ma sicuramente in cui bisogna muoversi con attenzione, questo può portare a conseguenze veramente tragiche, come purtroppo accade. E quindi è necessario capire cosa c'è dietro questo mondo digitale che noi usiamo con tanta disinvoltura. È fondamentale capirlo, è fondamentale capire e sapere cosa c'è dietro, non diventare dei tecnici, ma avere quella capacità di elaborare con spirito critico ciò che stiamo facendo. Internet si basa su milioni di chilometri di cavi che vengono gestiti da decine, centinaia di migliaia di persone. Soltanto lungo le coste e sui fondali oceanici abbiamo più di 1 milione di chilometri di cavi sottomarini. Abbiamo più di 1 miliardo di siti web, i server su cui ci sono le informazioni che voi trovate tramite Google. E quindi abbiamo più di 1 miliardo di posti dove centinaia di migliaia, milioni di persone lavorano per mettere le informazioni che voi cercate e trovate. Abbiamo un sistema che si basa su una fornitura di energia elettrica di tutto rispetto, perché chiaramente è un sistema digitale che si basa sull'elettronica, che muove degli elettroni, che richiede elettricità. Tanta elettricità. Non che questo significhi che Internet non sia sostenibile, al contrario, perché spedire un messaggio di posta elettronica ha un'impronta ecologica, un'impronta energetica inferiore a scrivere il messaggio sulla carta e farlo recapitare da un postino. Ma bisogna sapere che la tecnologia digitale richiede energia e di conseguenza determinati servizi essenziali che si basano sul digitale diventano essenziali, possono essere veramente essenziali soltanto se noi siamo in grado di fornire tutto ciò che serve a questo servizio, inclusa sempre l'energia. L'energia richiesta dai sistemi digitali è difficile da calcolare, perché bisogna vedere se calcoliamo soltanto ciò che serve per far funzionare Internet o anche tutti i singoli dispositivi che in questo momento tutti voi avete in tasca accesi e che stanno consumando energia. Ma al di là delle proiezioni per cui si parla tra un 5, un 10 e un 20% dell'energia elettrica complessiva usata in tutto il pianeta per far funzionare Internet e i sistemi digitali, voglio di nuovo aprire una piccola parentesi sui lati oscuri. In questa piccola striscia gialla, che forse riuscite a vedere lì in mezzo, si colloca l'energia consumata per le criptovalute. Le criptovalute, i bitcoin, sono dei sistemi digitali per gestire delle transazioni monetarie in denaro alternative a quelle delle valute ufficiali, con l'obiettivo di svincolarsi da un soggetto, autorità finanziaria, monetaria, che sia condiviso e accettato da tutti, e quindi non doversi appoggiare a banche centrali o a istituti di credito, ma distribuire le informazioni relative alle transazioni su tutti i partecipanti a questo sistema condiviso di moneta virtuale. Allora, in realtà poi l'altro obiettivo è quello di permettere di gestire queste transazioni in modo assolutamente anonimo, e purtroppo questo significa anche che la maggior parte di ciò che avviene con le criptovalute è illegale. Ma al di là di questo, il problema è che per far funzionare le criptovalute con la tecnologia che si utilizza oggi, la tecnologia software che si utilizza oggi, cioè la blockchain, di cui sicuramente avete parlato, si consuma un sacco di energia elettrica, ma tanta. Nel 2022 le criptovalute hanno consumato tanta energia quanta ne ha consumata l'intera Argentina. Hanno prodotto anidride carbonica quanta l'intera Grecia. E magari qualcuno dirà, beh, però
è un sistema di transazioni economiche, quindi chissà quali calcoli importanti deve fare. In realtà le criptovalute richiedono di tirare dei numeri a caso. Okay? Più numeri a caso riesco a tirare e più è probabile che io riesca a azzeccare il numero giusto per poter validare la transazione. Quindi è energia elettrica che dal punto di vista dell'accrescimento della conoscenza dell'umanità è totalmente sprecata. Chiaramente esistono soluzioni alternative, quelle che abbiamo già con i normali sistemi di pagamento elettronici, in cui si dà fiducia a un soggetto e si fa circolare il denaro tramite i suoi sistemi. Ma oltre a tutto questo abbiamo le persone, 5 miliardi di utenti collegati, accessibili tramite internet. Accessibili nel senso che con il nostro dispositivo siamo in grado di connetterci a qualsiasi persona che stia sul pianeta, che sia anch'essa collegata a internet. Quasi, diciamo, più della metà della popolazione del pianeta. Ecco, chiaramente su 5 miliardi di persone capite che mica tutti sono delle brave persone. Uno dei problemi che stanno dietro le tecnologie digitali è il fatto che esiste la criminalità organizzata che sta usando diffusamente e con grandi profitti internet e i suoi servizi per azioni ovviamente illegali a nostro danno. Esistono gli hacker, esistono gli attacchi. Esistono governi che vedono molto male le tecnologie, soprattutto la possibilità di comunicare messa a disposizione da reti quali internet, perché se il regime è totalitario vuole poter controllare l'informazione che circola. È dal circa metà degli anni 90 del secolo scorso che i regimi totalitari hanno iniziato ad attuare della censura sulle informazioni che viaggiano in rete, e questo purtroppo avviene tutt'oggi, avviene sempre di più. Abbiamo poi ovviamente interessi economici. Da quando internet è diventata commerciale, le attività economiche su internet sono cresciute a dismisura e questo è estremamente positivo. Ovviamente è stato affiancato anche da attività che cercano di beneficiare, di sfruttare questi sistemi facendo profitti in modo, diciamo, non del tutto etico, anche per acquisire potere. Quindi il discorso non è soltanto di potere economico, ma potere in generale, compreso il potere politico. E questo spesso è collegato anche al discorso della sicurezza, della cosiddetta cyber security, la sicurezza informatica. Ricorderete tutti il caso della campagna presidenziale per le elezioni presidenziali di Hillary Clinton, che è stata attaccata, ahimè con successo, da hacker probabilmente russi. E tutto questo tramite che cosa? Beh, per esempio tramite meccanismi legati alle fake news. Ecco la parola complotto di cui nel titolo. Le fake news permettono, se veicolata tramite internet e fatte arrivare a grandi numeri di persone, permettono di modificare in parte il modo di pensare delle persone, e questo per esempio in ambito politico viene sfruttato per cercare di pilotare i voti verso una parte piuttosto che un'altra. Da dove vengono le fake news? Il problema è che in questo passaggio dello spazio della conoscenza da fisico a virtuale ci siamo persi un pezzo. Cioè, una volta l'autorevolezza di una fonte era abbastanza chiara, l'Enciclopedia Britannica, insomma, un editore aveva selezionato degli autori riconosciuti a livello mondiale come degli esperti che mettevano la loro conoscenza nei testi che poi noi consultavamo. Questo filtro
nel mondo digitale in qualche modo si è perso, o meglio, non è più evidente, per cui la notizia assolutamente falsa, non attendibile e spesso assurda viene presentata allo stesso modo, alla stessa visibilità della notizia invece fondata. E quindi a chi tocca risalire all'attendibilità delle fonti? A chi tocca evitare di cadere in questi tranelli? Ahimè, a noi. La tecnologia digitale, a fronte della grande positiva possibilità di rendere chiunque capace, in grado, autore di diffondere informazioni, si unisce anche alla necessità da parte di chiunque di elaborare, di avere uno spirito critico nell'analizzare ciò che avviene. Anche perché di mezzo ci sono pure gli algoritmi, ne avete sentito parlare. Perché siamo vittime degli algoritmi? Perché in questa marea di informazioni che vengono create ogni secondo su internet, i sistemi che noi usiamo, i servizi che noi usiamo, che siano i social, che siano le pagine web piene di pubblicità o di annunci, che sia la posta elettronica con pubblicità più o meno mirate che ci arrivano generate da sistemi automatici, ecco, tutte queste informazioni non sarebbero assolutamente utili né interessanti se venissero inviate tutte, perché sarebbero troppe, e scelte a caso, perché ci arriverebbero cose assolutamente irrilevanti per noi. Allora gli algoritmi messi in campo da qualsiasi provider che gestisca, per esempio, dei social network, selezionano in base ai nostri profili, a ciò che noi normalmente facciamo o abbiamo fatto, selezionano le informazioni che più probabilmente ci interesseranno. Ma questi algoritmi chiaramente non hanno quello spirito critico che purtroppo non abbiamo spesso più neanche noi, e quindi rischiano di proporci in certe condizioni delle informazioni che rafforzano il valore delle fake news, e quindi si innescano dei meccanismi per cui lo spirito critico già debole viene ancora più indebolito da questi sistemi. E quindi ci ritroviamo in una situazione, nell'utilizzare queste tecnologie digitali, che richiede di mettere insieme due aspetti estremamente delicati. La fiducia. Noi siamo costretti a dare fiducia a dei soggetti che non conosciamo. Noi diamo fiducia al nostro gestore della rete, al nostro gestore dei servizi, al nostro gestore dei siti web, dei social network. Noi diamo fiducia, per non parlare della fiducia che diamo a tutti coloro che producono i dispositivi e il software che noi usiamo. Mica per niente negli Stati Uniti alcuni prodotti sono stati banditi perché, provenendo da un paese con un regime autoritario, probabilmente contengono dei malware, dei software che spiano le attività degli utenti. E quindi il dover dare questa fiducia implica inevitabilmente una vulnerabilità. Essere nel mondo digitale significa essere vulnerabili. E cosa possiamo fare? Dobbiamo difenderci. Per fortuna esiste uno strumento di difesa, abbiamo uno scudo che possiamo mettere in campo e si chiama consapevolezza. La consapevolezza è il primo passo che ci permette di affrontare il mondo digitale in modo da non cadere nelle sue trappole quando qualcuno ci mette le trappole, e succede, e lo fanno, ma anche usarlo nel migliore dei modi, a beneficio nostro, a beneficio degli altri. E quindi concludo con un invito a diventare protagonisti del futuro, non semplici utenti di un futuro che ha progettato qualcun altro, ma protagonisti,
Beh, chiaramente se volete iscrivervi a ingegneria elettronica io sono felicissimo di accogliervi e diventerete ancora più protagonisti, ma in realtà sto parlando di diventare protagonisti per usare in modo più consapevole possibile i sistemi digitali. E il primo passo è capire che ci sono delle tecnologie, essere curiosi e imparare a conoscere limiti e implicazioni di queste tecnologie. E poi studiare, imparare, approfondire. Acquisite conoscenza, muovetevi con attenzione, anche con diffidenza, siate diffidenti quando usate i sistemi, quando leggete la posta elettronica. E accettate l'idea di dover fare fatica. Non è tutto facile, nel mondo digitale è importante essere anche in grado di fare fatica. E con questo io vi ringrazio. Una piccola postilla a proposito dello spazio. Ho deciso di usare una parte dello spazio finale della mia slide con il QR code del mio sito web, quindi ci sono i contatti, se qualcuno poi desidera contattarmi in futuro sarà ovviamente il benvenuto. Grazie ancora.